benvenuti alla quarta giornata di ritorno qui al Palla Scorrano di Pescara. La Color Max affronta l'Eboli. Seguirà intanto, attenzione a questo attacco, il gol, primo gol 1-0 in favore degli ospiti. L'appoggio vincente è stato di Fornari, di cui parlavamo poco fa, e il gol è stato realizzato dal numero 14 Bagatini, e cioè Miranda Boaventura, giocatore molto interessante, di qualità. Attenzione intanto, l'occasione per André Ferreira dopo un pasticcio difensivo. La conclusione della distanza e il gol di Boaventura, 2-0. Rassoterra che inganna tutti sull'angolo calciato da Tres, che se l'era procurato. La Colmax Pescara per l'eventuale tiro libero. Uinu si gira e poi una botta pazzesca che prende un palo, poi l'altro, palla che gli ospiti dicono che non è entrata. Un gol pazzesco sull'assist dall'angolo di Tres, e poco fa intanto l'azione, il gol di Leandro, 2-2 a 7 minuti esatti alla conclusione. Trova il gol della parità, una decisa Color Max Pescara che l'ha cercato e alla fine ha trovato il gol che tutto sommato merita. Per Jader Fornari l'opportunità di riportare i suoi in vantaggio. Vediamo, esecuzione dalla distanza, si avvicina alla botta, troppo debole, Mazzocchetti respinge. Da play funge Dudu, porta naturalmente vuota. Il gol di André Ferreira dopo il tentativo di Dall'Onder, ribattuto dal portiere. André Ferreira la mette dentro con un tapin vincente. L'arbitro va a ammonire Gonçalves Miseu e viene espulso forse per come è entrato in campo. Parra perde palla, poi la recupera, può fuggire sul lato destro, sul fronte opposto c'è qualcuno, ma Parra fa da sé, segna il 4-2. Color Max 4, Feldeboli 2, ha fatto tutto Sergio Parra. Bissoni, Boaventura trova il varco e poi la conclusione viene ribattuta. Sperare in qualche miracolo, tentenna troppo, ci prova Boaventura e realizza in questo istante il gol del 4-3 a 11 secondi dalla conclusione. Boaventura dunque realizza una doppietta a Dudu Morgado. Mazzocchetti rischia clamorosamente, la porta è vuota e poi Dudu salva sulla linea, incredibilmente pasticcio di Mazzocchetti, gran recupero sulla linea di Dudu Morgado. Adesso il fallo laterale mentre suona la sirena